Quinta corsa, cavalli anziani di categoria E, sono 10 al via, 1 Ron Howard SM, Giuseppe Tutino, 2 Procella Marina, Andrea Esposito, 3 Veronese, Salvatore Valentino, 4 Sansone Bar, Marcello Vecchione, 5 Tyron Grad, Monica Gradi, 6 Terrific Peak, Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Vasti di Poggio, Massimo Barbini, 8 Vamorgea dei Rum, Lorenzo Baldi, 9 Tomos Daghi, Marco Stefani, 10 Vincente Rod, Antonio Roma. Buono lo schieramento. Vediamo di galoppo, ci sembra Tyron Grad. Stacco della macchina, veloce, Procella Marina. Prende il comando con Andrea Esposito all'esterno Sansone Bar, in corda Veronese, poi Terrific Peak, largo Vamorgea dei Rum e Numero Tomos Daghi. 5 Tyron Grad squalificato. Tanto arriviamo ai 200 in 14,6 con in vantaggio Procella Marina seguita da Veronese. Poi al largo vediamo avanzare Terrific Peak, in terza ruota Tomos Daghi. 400 passati in 29,6, insiste Tomos Daghi e supera Terrific Peak che si pone direttamente ai fianchi di Veronese. Intanto sempre in vantaggio la figlia di Zizan Bruktur, la 10 anni, che arriva al paletto dei 600 metri in 45,2, sempre secondo la corda. Vediamo Veronese all'esterno scoperto Tomos Daghi, si prova la terza ruota anche Lorenzo Baldi con Vamorgea dei Rum, il giro va via in un minuto tondo tondo. 14,8 qui davanti alle tribune, sempre con la femmina Procella Marina in vantaggio, con in corda Veronese e Ron Howard SM, all'esterno scoperto Tomos Daghi seguito da Terrific Peak. Il chilometro va via in 1,14,8, sempre in vantaggio Procella Marina con all'esterno Tomos Daghi, poi alla corda è Veronese, poi lungo la corda anche Ron Howard SM con all'esterno Terrific Peak, la retta di là ancora in 14,1, sempre in vantaggio Procella Marina, ancora tonico nonostante il percorso esterno Tomos Daghi. Lungo la corda Veronese, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, 14,7 la curva. Cerca lo stacco Procella Marina, si butta di dentro Veronese, ultimi metri con Tomos Daghi che ci prova anche, ma alla fine Procella Marina su Veronese. Tomos Daghi da rivedere comunque, 1,13,8 la media al chilometro, è finito forte all'interno della femmina Veronese, ma dobbiamo rivederla perché l'arrivo è molto stretto. Procella Marina che si difende, Salvatore Valentino che lancia Veronese in open stretch, arrivo molto combattuto. Vediamo sul palo, ci è sembrato che Procella Marina abbia fatto l'ultimo guizzo, vediamo, forse sì. Procella Marina si difende da Veronese che coglie il secondo posto, al terzo un davvero commovente Tomos Daghi, tutta all'esterno. La quota in chiusura per Procella Marina 4,70, la guida di Andrea Esposito che è neanche l'allenatore.